title di Guido Castelnuovo, dall'impegno per la scuola a nuovi interessi crescenti. Grazie, ringrazio per l'invito. Quindi io parlerò, approfondirò insomma, questo aspetto della vita di Castelnuovo, cioè il suo impegno nell'insegnamento, per mostrare come questo impegno lo porta poi, secondo le parole come lo portò poi, usando le parole, questo impegno diciamo, verso l'insegnamento secondario, lo portò poi verso i nuovi interessi che lo occupavano nel corso del Novecento. Quindi io mi occuperò del terzo tempo, per usare le parole di Beniamino Segre, e in particolare del passaggio tra il secondo e il terzo tempo. Questo passaggio sembra di vedere una frattura rispetto a quanto aveva mosso gli interessi di Castelnuovo fino a quel momento. Se osserviamo, queste sono le due ultime pubblicazioni, del 1906, quindi l'anno che secondo Beniamino Segre chiude il secondo tempo. Sono due delle 5 pubblicazioni che Castelnuovo scrisse con Enriquez fino a quel momento. Seguiranno poi altre 2 pubblicazioni, quelle per l'enciclopedia tedesca. E in qualche modo chiudono emblematicamente il secondo tempo, questa fase della sua vita. Appunto il primo è l'articolo in appendice del Picare Simard, e l'altro è l'articolo che diciamo, conclude la serie di risultati, costruisce serie di risultati con cui Castelnuovo e Enriquez avevano acclarato la relazione tra la geometria, la teoria delle superfici algebriche secondo il loro metodo e quello secondo i metodi francesi e altri del resto. Dunque la scomparsa quindi dall'elenco delle pubblicazioni di Castelnuovo dei temi che l'avevano interessato fino a quel momento induce l'idea che il cambio di interesse si sia determinato e consumato in modo repentino. Appunto abbiamo la scomparsa diciamo nel periodo 1907-1914, è qui che sembra di avvertire questa frattura. Poi appariranno questi 2 articoli che però insomma non sono più articoli di ricerca, come lo siano. Che l'interesse di Castelnuovo si sia focalizzato su altri temi, a questo punto, direi che è indubbio, ma questo non porta a dire che egli abbia distolto lo sguardo dalla geometria algebrica. Possiamo sicuramente dire che a partire dal 1907 il suo sguardo nei confronti della geometria algebrica è cambiato. Ad esempio, diciamo, fino agli anni 1920, fino al trasferimento a Roma di Severi di Enriquez, Castelnuovo se ne assumerà la responsabilità didattica nei corsi di geometria superiore e si assumerà la responsabilità di indirizzare e seguire gli studenti. Qui in questa slide si vede male, ma questa è una fotografia, una fotocopia del verbale della facoltà di scienze, nelle pratiche degli studenti, e vediamo appunto, e si riferisce a Zariski, che è stato ampiamente citato stamattina nelle conferenze che mi hanno preceduto e anche di Giliberto e Barbarello. Dunque è indubbio però che tra il 1906 e il 1907 si chiude una fase e se ne apre un'altra, e si può restare stupefatti da questo fatto, da come avviene, perché l'interesse di ricerca di Castelnuovo è stato dai primi mesi del suo trasferimento a Torino, cioè nel 1887, sempre rivolto alla geometria algebrica. Non abbiamo evidenza, almeno io non ne ho trovate, che anticipano questo cambiamento, neppure nell'intensa corrispondenza indirizzata di Enriquez e indirizzata a Castelnuovo, che ci restituisce un'immagine molto puntuale e precisa della loro collaborazione scientifica e ci dà anche degli elementi che sono sullo sfondo di questa loro collaborazione. Allora, neppure in questa corrispondenza emergono altri interessi da parte di Castelnuovo. Ad esempio, quando
Enriquez nell'86 riferirà a Castelnuovo il suo entusiasmo per i temi della filosofia della scienza, questa è una celebre lettera. Enriquez sa che in Castelnuovo avrebbe trovato più orrore che stupore. Alla fine, in conclusione della lettera, Enriquez cerca di coinvolgere in qualche modo l'amico e gli dice: leggi la logica del Bund, quella parte almeno che riguarda i metodi della matematica, però appunto questo invito sembra cadere nel vuoto stando alle successive lettere di Enriquez. Purtroppo non abbiamo le lettere nell'altra direzione, però qualche traccia l'avremmo potuta trovare nelle lettere di Enriquez. Per quanto riguarda il suo impegno di insegnamento, sappiamo che appunto Castelnuovo ha tenuto fino a questo momento il corso di geometria analitica proiettiva, geometria analitica e proiettiva, corso che ha tenuto arrivando a Roma, e poi dalla morte di Cremona il corso di geometria superiore. Di questi corsi ricordo che si conservano sono stati tutti scansionati, ci sono i quaderni di appunti. Allora voglio dire che tutto questo materiale che si trova, ma mi sembra che sia ormai noto a tutti, che si trova sul sito dell'Accademia Nazionale dei Lincei, questo materiale arriva dall'archivio privato di Guido Castelnuovo, archivio privato che è stato donato da Emma Castelnuovo, che l'ha custodito molto bene per tanti anni. E quindi qua abbiamo la scansione dei quaderni delle lezioni di Guido Castelnuovo, di tutte le lezioni, di tutti i corsi che ha tenuto, a parte la geometria, i corsi del secondo biennio. Quindi abbiamo i corsi di geometria superiore, abbiamo i corsi di matematica complementari e i corsi di calcolo delle probabilità. Allora, nel vorrei dare l'elenco di questi corsi. Dal 1910 si notano qua e là dei casi singolari, ovvero dei temi inusuali e inaspettati per dei corsi di geometria superiore. E questi corsi, questi casi singolari, vedremo, hanno a che fare con quanto devo raccontare, con la mia storia, e diciamo che costituiscono una ulteriore testimonianza di quanto di questo suo cambiamento, di questa svolta. Nel 1923 Castelnuovo lascerà l'insegnamento di geometria superiore e appunto qui abbiamo un verbale della seduta in facoltà del 23, lo lascerà non senza dolore, sapendo che non ci potrà più ritornare sopra, lo lascerà e si sposterà sul corso di matematica complementari. È uno spostamento che lui fa per agevolare il trasferimento di Enriquez, l'anno prima si era trasferito. Le uniche pubblicazioni che esulano dalla geometria algebrica fino al 1906 sono appunto queste due qua, l'articolo per le questioni di Enriquez e le lezioni di geometria analitica e proiettiva che Castelnuovo si era deciso di dare le stampe nel 1904 per fare cosa grata ai suoi studenti, come scrive nella prefazione. Ora un ultimo sguardo molto rapido ai necrologi. Appunto io ho detto che mi interessa soffermarmi, la mia lente va sul passaggio e cercare di capire come emerge questo interesse poi per la probabilità e per le matematiche applicate, da dove viene fuori. E allora quando andiamo a vedere altri necrologi vediamo appunto che si cerca, non tutti rendono conto di questi nuovi interessi e comunque diciamo che quando qualcuno entra un po' nel merito, quindi le ragioni che lo diressero verso il calcolo delle probabilità vengono ricondotte all'attitudine del matematico per gli aspetti critici che la disciplina aveva nei suoi fondamenti. Si tratta, secondo a mio avviso, di un'interpretazione che cerca di trovare degli elementi di continuità piuttosto che di discontinuità, quasi a voler mettere insieme due volti dell'impegno scientifico di Castelnuovo, quindi una motivazione culturale, se volete, no? Del matematico, attratto dalle questioni dei fondamenti. Soltanto Paolo Cantelli, come vedete, dice che a rendere attraente per Castelnuovo il calcolo delle probabilità sarebbero state anche le sue applicazioni.
Quindi torniamo a questo punto a Beniamino Segre e al fatto che è il più esplicito, no? Quando dice che sono state le questioni di carattere storico, didattico e filosofico che lo portarono al calcolo della probabilità e alla teoria della relatività. Allora quello è il mio obiettivo di capire, insomma, la relazione di causa-effetto che Beniamino Segre sembra evidenziare senza però, diciamo, argomentarla. Allora, partiamo brevemente, adesso devo controllare l'ora. Partiamo brevemente, parto quindi da quelle due pubblicazioni che precedono il 1906, che non sono di geometria algebrica. Come noto, appunto, le questioni l'articolo per le questioni, appunto, e poi le lezioni. Allora, questo è l'articolo per le questioni, appunto, sulla risolubilità dei problemi geometrici, eccetera, eccetera, il contributo dell'algebra, questo è il titolo. Come noto, le lezioni di questioni di Enriquez si ispiravano alle conferenze di Kleiner per gli insegnanti della scuola tedesca. Quindi questo articolo è un articolo che si rivolge agli insegnanti delle scuole italiane. Castelnuovo espone, questa è l'originalità del suo articolo, il contributo che l'algebra moderna ha dato a questo problema con la teoria dei campi di razionalità e che ha portato, appunto, che aveva risolto, insomma, il problema classico delle costruzioni con righe e compasso. E poi naturalmente lui ci tiene così a sottolineare che grazie proprio alla sua storia bimillenaria, questo problema gli ha dato l'opportunità di mostrare il profitto che si può trarre in matematica nel mettere insieme metodi diversi. Questo è un punto veramente fondamentale nella sua filosofia didattica. Quindi non la purezza di stili, soprattutto dal punto di vista didattico, quello che a lui gli interessa sottolineare è l'importanza nell'insegnamento di mettere insieme metodi di discipline matematiche, di più discipline di matematica. Poi conoscenze pregresse, appunto, visto che è un articolo che è trattato volutamente, in maniera volutamente elementare, visto che si rivolge agli insegnanti, conoscenze pregresse vengono ridotte al minimo, e quindi egli dice che ha seguito a tale scopo una via che forse non è la migliore sotto l'aspetto teorico, però è preferibile dal punto di vista didattico, e quindi prima tratta tutto dal punto di vista metrico, poi attraverso la proiezione va ai risultati proiettivi. Ora, il contributo dell'algebra, che in qualche modo è il sottotitolo di questo articolo, ci dice qualche cosa sull'interesse di Castelnuovo per l'algebra e l'attenzione che comunque lui aveva verso l'algebra. Molti anni più tardi egli dedicherà uno dei suoi corsi, diciamo, singolari di geometria superiore al tema delle equazioni algebriche. È un corso che lui immagina, che lui rivolge proprio pensando molto agli insegnanti, no? È un corso della laurea matematica, del biennio, e che lui pensa proprio anche e soprattutto pensa appunto che è un corso importante per gli insegnanti. Allora, in questo corso lui scriverà, se andiamo a vedere gli appunti, appunto li leggiamo, che quel corso di geometria, quel tema lui l'aveva scelto per rimediare alla mancanza di un vero corso di algebra, mancanza che a suo avviso costituiva una lacuna nel nostro insegnamento universitario. Su questo problema, insomma, di un vero e proprio corso di algebra emerge qualche anno dopo nei consigli di facoltà, e in corrispondenza appunto ha a che fare con la questione del trasferimento di Enriquez e di Severi a Roma. E qui c'è una vivacissima discussione in facoltà che coinvolge Volterra, coinvolge Levi Civita e che non coinvolge Castelnuovo, perché appunto è un congiunto di Enriquez e quindi Castelnuovo non partecipa al dibattito, quindi non si esprime sulla opportunità di un vero e proprio corso di algebra e quindi di chiamare
una persona, un docente, quindi chiamare due figure, cioè una che coprisse l'aspetto, diciamo la parte del corso di analisi, l'altro più l'aspetto algebrico, il corso di algebra. Non entra perché, non perché non abbia delle idee, perché le ha espresse le sue idee, no? A proposito di questo, semplicemente si astiene appunto perché non poteva permettersi di intervenire. Allora, andiamo adesso all'altra pubblicazione, 1904, il corso Le lezioni di geometria analitica. È interessante quello che scrive nell'introduzione, perché leggiamo alcuni dei fondamenti del pensiero di Castelnuovo sull'insegnamento della matematica. Poi non solo, vediamo anche come Castelnuovo ha interpretato l'idea, che era nata da Luigi Cremona, di sostituire ai due corsi tradizionali, quello di geometria proiettiva, diciamo sintetico, e il corso di geometria proiettiva analitica, un unico insegnamento. È diciamo molto originale questo testo per l'epoca, e quindi lui stesso dice che non bisogna aspettarsi niente di nuovo, però potrà destare qualche interesse verso un pubblico più vasto, quindi non soltanto gli studenti, no, ma quindi pensa ai colleghi, per l'indirizzo in parte nuovo che li ispira. Dalla necessità di soddisfare le esigenze di una classe mista nascono appunto le idee che per Castelnuovo hanno un valore più generale. Appunto ricordo che al suo corso la maggioranza degli studenti erano ingegneri, la gran parte degli studenti che frequentavano i corsi di Castelnuovo erano ingegneri. E allora leggiamo appunto quelle idee, no? Che sono quest'opera nel suo libro, diciamo che neanche non si troverà nemmeno, non si troverà questa unità di mezzi, ma non si troverà neanche la traccia della fatica che si deve fare per affrontare orizzonti vasti da un unico punto di vista. Quindi ogni questione viene qui discussa col metodo che più si presta ad approfittarla. Interessante poi confrontare la prima con la seconda edizione, perché egli è, diciamo, estremamente critico, malgrado i giudizi benevoli, estremamente critico nei confronti della sua prima edizione della sua opera, anche se aveva avuto grandi riscontri più che positivi, e la sua quindi revisione in occasione della seconda edizione è profonda. Lui stesso dice che questa revisione, questa sua critica, riguarda piuttosto l'insieme del libro che le singole parti, e ne muta tutto l'ordinamento. La geometria proiettiva viene quindi spostata in avanti, cosa che non è nella prima edizione, dopo la geometria analitica. Perché lo fa? Perché l'esperienza didattica gli ha insegnato come sia vantaggioso far percorrere alla mente degli allievi, per quanto possibile, le stesse tappe attraverso cui è passata la scienza del suo sviluppo. E qui viene fuori un fatto molto importante, un approccio, no? Un punto di vista estremamente significativo, un approccio tendenzialmente genetico all'insegnamento. Gino Fano sentirà dire da più di un'allieva a Torino, come dice lui, lo riporta nella famosa commemorazione di Castelnuovo, che il libro di Castelnuovo si leggeva come un romanzo. In effetti, come sappiamo, il libro ha attraversato gran parte del Novecento, ancora negli anni 60 era adottato nei corsi universitari. Siamo arrivati finalmente al 1907, e mi devo sbrigare, ovviamente, e siamo arrivati finalmente all'inizio del secondo tempo, e quindi
Allora, questo inizio di solito si attribuiva questo inizio all'impegno di Castelnuovo nella Commissione internazionale per l'insegnamento, quindi una occasione tipo istituzionale, no? La Commissione, la CM, viene fondata nel 1908 durante il congresso internazionale di Roma. In quell'occasione lui, Castelnuovo, è stato segretario, ha avuto un ruolo molto importante in questo congresso, e quindi gli viene affidato questo incarico. In realtà ci sono due pubblicazioni che ci dimostrano, al di là di ogni dubbio, che lui aveva già incominciato a interessarsi di insegnamento, e quindi queste sono appunto due pubblicazioni. Mi pare che appunto una di queste, quella Crescenza, mi pare che sia stata citata già, se non sbaglio, adesso non vorrei confondermi, stamattina. Comunque sono queste, e vedete, uno è lo schema di lezione sulla massa, il concetto di massa nell'insegnamento elementare della meccanica, interessante perché è la prima traccia, almeno che io sappia, esplicita dell'interesse di Castelnuovo per la fisica, che viene fuori qua, no? Un po' strano invitare un matematico davanti alla Società Italiana di Fisica a tenere questa lezione. Appunto la commissione è una commissione della Società Italiana di Fisica. Castelnuovo va a tenere la sua lezione. In questa commissione bisogna evidenziare il nome di Giovanni Vailati, che è una figura molto importante in questa vicenda. Castelnuovo appunto presenta il suo schema di lezione, poi la filosofia che la ispira è estremamente esplicitata in maniera molto precisa nell'articolo quello per scienza. E questi due articoli ci mostrano un fatto estremamente interessante, perché mostrano che la filosofia didattica di Castelnuovo è elaborata in relazione alle scienze a cui la matematica si applica. Allora, qui vorrei parlare nei limiti del tempo che ho, un po' Castelnuovo. Dunque, vorrei sapere quanto... 5:30, no? Sì. Ok, allora, quindi a questo punto facciamo un po' una galoppata. Allora, questi due scritti sono veramente interessanti, bisogna leggerli con attenzione. Sono forse i scritti più significativi dal punto di vista della sua epistemologia e della sua filosofia didattica. Allora, innanzitutto egli parte da una disamina del metodo deduttivo quando fosse applicato impropriamente alle scienze sperimentali sociali. Questo è il cuore del problema, lui parte da questo. Le sue argomentazioni portano una critica stringente dell'insegnamento che riduce la matematica a esclusivo esercizio ipotetico deduttivo. L'esordio è vivace, lo potete vedere qua, è quasi provocatorio. È opinione diffusa, sin dai tempi più remoti, che la matematica fornisca alla mente la disciplina e l'equilibrio, che essa meglio di ogni altra scienza insegni l'arte di ragionare. E poi, ma magari questa opinione si sente talora sostenere da uomini egregi non essere il peggior ragionatore del matematico fuori dal proprio campo. E qui fra l'altro cominciamo già a apprezzare fra l'altro la capacità veramente comunicativa che ha Castelnuovo, ha un comunicatore veramente efficace. Allora, Castelnuovo dice non bisogna trascurare questa critica, no? Perché a parte gli spiriti leggeri, però la critica è seria, e quindi lui si chiede qual è il valore didattico della logica, qual è il valore didattico del metodo deduttivo, e quindi entra un po' nel merito, no? Che cosa si può fare col metodo deduttivo e cosa non si può fare. La logica è un mirabile strumento di trasformazione, ma è uno strumento delicatissimo, perché non possiamo trasformare con la logica pura una verità che ci è nota in maniera imprecisa, una verità che ci arriva dalla vita reale, qualcosa che ha attinenza con la realtà dei fatti, perché così facendo potremo arrivare alle più strane conseguenze. La logica pura non può mai applicarsi appunto alle verità fuori dai sensi, ma bisogna prima fare un percorso, un passaggio di depurazione, di sublimazione. E questo lavoro di sublimazione diciamo che certamente è agevole, è molto agevole farlo in geometria, nella geometria elementare, più faticoso nelle scienze sperimentali ed estremamente incerto e penoso nelle scienze morali. E poi aggiunge il suo monito è
Il matematico pure che non badando ciò volesse applicare nelle dottrine economiche i procedimenti logici che gli sono familiari sarebbe certo il peggiore dei dialettici, il peggiore dei ragionatori. Quindi i matematici ragionano male fuori dal loro mondo perché appunto questo è l'errore che fanno, non sostanza, non perché. Allora, quindi dice, a questo punto è utile per Castelnuovo andare a esaminare le forme del ragionamento della vita quotidiana. E qui interessante perché dice il ragionamento formalmente perfetto non è né l'unico né molte volte il migliore per giungere alla verità, va bene. Il ragionamento approssimato, ed entra in gioco questo aggettivo approssimato che poi nel suo pensiero ha un ruolo molto importante, i cui passi successivi vengono sottoposti al riscontro dei fatti per sceverare via via il vero dal falso, piuttosto che affidarsi a una logica impeccabile chiudendo gli occhi al mondo esterno. Quindi a volte funziona meglio questo ragionamento più delle volte. E quindi poi sottolinea che la matematica, come si insegna oggi nella scuola di cultura generale, nelle scuole di cultura generale, quindi i licei, cioè il liceo, disprezza questo tipo di procedimento logico e, cosa grave, qui c'è, se vogliamo, anche un po' l'aspetto, come dire, del suo pensiero sociale, comincia a intravedere, condanna in tal modo l'unica forma di ragionamento che sia concessa alla maggioranza degli uomini, quindi è anche ingiusto questa cosa che si fa. La matematica, poi fa questa metafora, la matematica intesa come esclusivo esercizio deduttivo e per Castelnuovo come la ginnastica atletica nei confronti del corpo. Essa ottiene ottimi risultati su organismi eletti, ma risulta inutile se non dannosa ai più. Dopodiché vuole spiegarsi e quindi per spiegarsi passa alla questione dell'insegnamento della geometria ed è estremamente interessante. Abbiamo qui le 3 fasi di questo insegnamento, quindi creazione del modello, non si passa al modello, dai punti alle linee materiali, si passa ai simboli. Seconda fase, si lavora sui simboli mediante procedimenti logici, attraverso il metodo deduttivo, si ottengono dei risultati. Terza fase, si confrontano i risultati con la realtà. Ora, la critica è la cosa che è. Di questi 3 stadi, l'insegnamento geometrico come oggi viene dato nella scuola ne percorre soltanto il secondo, mette in luce solo il secondo. E quindi una serie di indicazioni per l'insegnamento della geometria nella scuola. Indicazioni forti, cioè le sue posizioni sono molto forti. Dice i postulati, ma anche tutte le prime proposizioni di Euclide, giova ricavarli dall'osservazione. Non ci si deve limitare ai soli postulati, giacché la loro origine sperimentale è così riposta che sono corsi più di 20 secoli per farle emergere, okay? Questa origine sperimentale. Occorre far rilevare il passaggio dalla realtà allo schema simbolico, occorre far trasparire nelle stesse dimostrazioni di Euclide il carattere sperimentale che si cerca invano di nascondere. Percorrendo queste tappe, così facendo, si spoglierà l'insegnamento della geometria elementare da una serie di acrobatismi intellettuali. E poi, importante, quindi poi ritorna, queste indicazioni valgono in generale, non solo per l'insegnamento della geometria, e quindi la raccomandazione quindi, che sia estremamente curata questo confronto, no? Ci sia nell'insegnamento secondario un confronto costante tra astrazione e realtà. L'intervento di alunni stamattina, fra l'altro, ha messo un po' il dito sulla concezione di Castelnuovo di questa relazione. Per far ciò l'insegnante potrà utilizzare esperienze di laboratorio, cercare il riscontro nelle discipline a cui la matematica si applica e far emergere appunto il grado di approssimazione, perché solo il grado di approssimazione con cui un fatto si verifica nella realtà. Quindi questo riscontro questo confronto con la realtà mette fra l'altro in luce l'occasione di mettere in luce i 2 significati diversi che si dà all'aggettivo esatto nella pratica, nella teoria e nella pratica.
nelle applicazioni è lecito parlare, sto citando Castelnuovo, nelle applicazioni è lecito parlare soltanto di esattezza pratica che prevede l'errore. L'insegnamento della matematica nella scuola dovrebbe quindi occuparsi anche dell'approssimazione e dell'errore. La matematica quindi dovrebbe occuparsi anche della matematica di approssimazione e non soltanto della matematica di precisione. Insomma, se pensiamo che siamo appunto all'inizio del 1900, soltanto in anni recenti si insegna un po' di probabilità, malamente fra l'altro, nella scuola, insomma, la statistica, e quindi direi che Castelnuovo gioca sempre molto di anticipo, è sempre estremamente moderno, ha un linguaggio moderno e esprime idee molto innovative. Quando poi, a un certo punto, poi Castelnuovo passerà ovviamente alla seconda parte, che è vedere cosa succede nella fisica, no? Perché era quello il suo scopo, quindi è partito dalla matematica per arrivare alla fisica e dire che lì il difetto è contrario nell'insegnamento, no? Tutto diciamo, questa precisione, questo rigore sui fondamenti di cui si è molto abusato nell'insegnamento della matematica, manca completamente invece nella fisica. Quindi nella sua lezione espliciterà i postulati sperimentali che lui assume e via dicendo. Ora direi quindi che abbiamo letto delle parole molto importanti e significative che verranno riprese poi da Bailati nella sua comunicazione al Congresso internazionale del 1908. Si ritrovano proprio parole assolutamente simili in Bailati. Se le leggere adesso a me fanno l'effetto, avendo frequentato un po' in questi anni gli uffici, diciamo, la scuola, le riforme della scuola, eccetera, penso alla didattica per competenze, come diciamo adesso, no? In cui l'allievo è parte attivo, e poi appunto e anche di fronte alle quali molto spesso c'è questa obiezione, no? Ancora adesso che è lenta questa didattica per competenze, che bisogna fare i conti con le conoscenze, e Castelnuovo lo sapeva già allora che era lenta la didattica che lui proponeva, e diceva però già all'insegnante di non preoccuparsi, perché le sole nozioni che la mente sappia conservare sono quelle che essa è adatta a ricevere, o quelle, oserei dire, che essa è in grado di procurarsi da sé. Allora, siamo arrivati quindi all'inizio dell'impegno istituzionale. A questo punto il suo pensiero, che è già molto articolato come abbiamo potuto vedere, si sposta, o comunque si amplia, e i suoi interventi nelle varie sedi gli daranno l'occasione di esporre le proprie idee sull'insegnamento matematico, legando questo tema alle funzioni che la scuola ha nella società moderna. E qui possiamo trovare, se vogliamo, penso, come dire, un po' l'origine di questo pensiero democratico di Castelnuovo, che è stato già evidenziato e sottolineato negli interventi che mi hanno preceduto. Dunque, allora direi che, come già stato anticipato stamane, nell'intervento di Umberto Botazzini che mi ha preceduto, Castelnuovo si occupa appunto di questa grande riforma, di questo grande progetto di riforma che prevedeva l'articolazione dell'unico liceo in 3 licei, classico, scientifico e moderno. Lui si occuperà poi, andando avanti nelle fatte preceduto, contrapposte, posizione di chi vuole chiudere le scuole di magistero e istituire la laurea didattica, Pinker, chi invece le vuole rafforzare, Loria e Padua. Il congresso del 1908
cassa, diciamo, la posizione di Pinkerle. Nel 1909, al congresso della Matesis, sto parlando, scusate, dei congressi della Matesis, nel 1909, pur avendo votato l'anno precedente per la mozione, diciamo, Pinkerle, appunto non ne fa un fatto personale. Castelnuovo non ne fa mai un fatto personale. E cosa fa Castelnuovo? Fa questa cosa, propone un ordine del giorno estremamente importante, un invito ai colleghi, ai professori universitari del secondo biennio dell'università, ove non avvenga immediatamente l'istituzione della cattedra di metodologia matematica, affinché per turno, nel loro corso normale, si intrattengono in quegli argomenti che più semplicemente possono illuminare l'insegnamento della matematica elementare. Quindi non abbiamo la cattedra che ha il nome matematica elementare dal punto di vista superiore, facciamolo nell'attesa nei corsi di geometria superiore. E quindi nel 1910 abbiamo, ecco, il primo corso anomalo, la prima singolarità. La prima singolarità, abbiamo un corso di geometria non euclidea, che lui esplicitamente negli appunti scrive che pensa che sia un corso estremamente utile per gli insegnanti. L'insegnante è un corso che propone, diciamo, temi, una cultura che all'insegnante non può mancare. Bene, a un certo punto nel 1911-13, no, Castelnuovo diventa presidente della Matesis, e allora qui abbiamo questo, il suo discorso diventa più politico, e quindi qui in questi suoi discorsi si sente, diciamo, questa tensione verso la funzione che la scuola deve avere nella società moderna. Il tacito dissidio tra la scuola e gli uomini d'azione ha nociuto entrambe le parti, lasciando la prima in balia dello spirito dottrinario e volgendo la seconda verso l'empirismo. Sul fronte dell'insegnamento, in corrispondenza, abbiamo un pericolo di cadere in un grossolano empirismo e quello non meno grave di seguire le lusinghe di un esagerato criticismo. Il riflesso nell'insegnamento della matematica abbiamo questo, ma non solo della matematica. È sempre sottolineato il valore, l'obiettivo che l'insegnamento si deve perseguire è di stabilire un legame forte tra la matematica e le scienze sperimentali e di osservazione. Come si fa a realizzare questo legame tra matematica e scienze di osservazione? In qualche modo riducendo la matematica stessa a una scienza di osservazione, come abbiamo visto egli propone per la geometria. Non solo lo propone, ma lo dice anche, lo dichiara. La geometria è intesa come scienza di osservazione. E penso che questo ci fa pensare che a un certo punto che i due Castelnuovo, Guido ed Emma, appunto, Emma ha, diciamo, recepito l'eredità di Guido, ma è un passaggio quasi di testimone, è molto forte il legame tra le idee del padre e le idee della figlia. Ora direi che mi prendo ancora 5 minuti per vedere di arrivare un po' alla probabilità, che fino adesso in effetti possiamo forse già immaginare, no? Che queste idee sull'approssimazione e quant'altro lo portano poi verso la probabilità. In effetti c'è un intervento importante, appunto questo, nel 14, Antiche e moderne vedute sulle leggi naturali, in cui lui parte appunto dai risultati della fisica, sottolinea ad esempio questo fatto, no? Importante, quindi che chi volesse con i procedimenti classici
di questa scienza determinare il moto delle singole particelle, si troverebbe nelle stesse condizioni di un sociologo, il quale, per prevedere le successive fasi di un movimento sociale, si credesse obbligato a studiare la psicologia di ogni singolo individuo e pretendesse poi di trarre delle conclusioni sintetiche intorno all'effetto di tante svariate aspirazioni. Ora, da questa metafora lui passa poi a un esempio dell'economia, tratto dall'economia, che gli dimostra, che insomma evidenzia la necessità di ricorrere alla probabilità. E quindi in questo contesto appunto lui parte, diciamo, dalla teoria cinetica dei gas, no? Parte dalla nuova moderna fisica molecolare, fa vedere come la statistica, no? Ha risolto questa teoria, passa a un esempio tratto dall'economia, un esempio che arriva dall'economia, per mostrare come si utilizza la probabilità, come è utile gestire questo problema attraverso la probabilità, e arriva poi a concludere, appunto, arriva poi a dire che che questa matematica, diciamo, un po' dell'indeterminato, questo nuovo, che oltre alla matematica di precisione c'è anche un'altra matematica, che questa matematica deve entrare nell'insegnamento, e quindi incomincia a farlo entrare lui nel suo corso di geometria superiore del 13-14, che avrà per titolo matematica di precisione e matematica di approssimazione. L'anno successivo, vabbè, qui diciamo togliamolo perché adesso non c'è un caso. Comunque l'anno seguente, andiamo subito direttamente, questi sono altri, diciamo, gli impegni di Castelnuovo su altri fronti. Comunque l'anno successivo Castelnuovo terrà un corso di probabilità, quindi corso di geometria superiore, titolo, tema, calcolo delle probabilità, un corso intero dedicato al calcolo delle probabilità. Il calcolo delle probabilità, quindi questo corso è interessante perché anticipa al 1914 il suo interesse per la probabilità, ci consente anche di datarlo in una maniera precisa. Diciamo, il suo interesse nasce sicuramente prima, abbiamo capito che nasce dalla fisica, no? Ma diciamo ci anticipa il suo impegno nei confronti del calcolo delle probabilità. Estremamente interessante questo corso, perché ci restituisce anche gli appunti che abbiamo, ci danno l'immagine di partenza di quello che poi diventa il suo trattato. E si notano delle cose importanti se facciamo un confronto. Una cosa importante è che a un certo punto la scuola russa, che qui nella scuola russa, che negli appunti c'è già, ma ci sarà molto di più nel trattato. La scuola russa c'è attraverso il trattato di Marcus, che era appena stato tradotto 2 anni prima. Poi negli appunti nel trattato invece si vedono dei riferimenti dettagliati lungo tutta l'opera, molto precisi. Il trattato di Castelnuovo del calcolo delle probabilità ebbe veramente un successo internazionale. Questa è una recensione che vi ho voluto ricordare, da cui ho tratto qualche frase. Nel quaderno troviamo le motivazioni che lui riporta, che lui scrive, e lui in questa frase che ho riportato dichiara qual è il valore didattico, quali sono i pregi che Castelnuovo appunto riconosce all'insegnamento di questa disciplina. Questi pregi riflettono la sua filosofia, come potete leggere. I rapporti tra il contributo empirico e quello portato dal ragionamento, tra processi di logica induttiva e deduttiva. Tutto questo, no, fa sì che questa disciplina estremamente interessante, per mettere dentro l'insegnamento quello che lui ha già detto che bisogna mettere, per far sì che il matematico sappia poi anche ragionare al di fuori del proprio campo. E poi dice anche che dato che è una disciplina nuova e quindi bisogna un po' arrangiarsi in questa disciplina nuova e bisogna anche aiutarsi con tanti esempi, e questo ha un valore didattico importantissimo.
E poi conclude, ecco, questo diciamo negli appunti. Nel trattato si legge chiaramente che il suo obiettivo è di richiamare l'attenzione dei giovani verso questa nuova disciplina, molto trascurata. Non so se avete notato, ma nella recensione del Schmucher il titolo era La storia dimenticata, sono l'insegnamento dimenticato della qualità. Era una cosa generalizzata, diffusa non solo in Italia, in tutta Europa. Un'ultima cosa, qualche minuto di ritardo, spero che non concediate, per passare alla scuola di scienze statistiche attuariali. Come forse già stato detto, c'è stato forse fatto un cenno, vabbè, diciamo una cosa, che Castelnuovo c'è questo corso singolare, no, di geometria superiore dedicato alla probabilità. Castelnuovo l'anno dopo conta sull'appoggio di Cantelli, no, contatta Paolo Cantelli, probabilista noto, e gli affida il corso, non è che lui gli affida, convince la facoltà a aprire un corso di calcolo della probabilità. Questo corso viene affidato a titolo gratuito a Paolo Cantelli. Dopo qualche anno Castelnuovo riesce a coinvolgere Marco Besso e Marco Besso che paga i corsi di Cantelli, quindi Cantelli li farà non più a titolo gratuito ma retribuito. All'inizio degli anni 20 comincia a partire l'iniziativa della creazione di questa scuola, una scuola diciamo superiore, se volete, una scuola che comunque a cui si accedeva dopo il primo biennio della laurea in matematica, quindi si caratterizza come scuola che ha due scopi, come vedete dichiara Castelnuovo. È uno scopo scientifico, promuove lo studio del calcolo dell'unità e delle sue applicazioni nelle varie scienze, uno scopo professionale, dare la preparazione corrente per coprire gli uffici pubblici, l'amministrazione dello Stato, gli uffici statistici, attuariali, ma dare una preparazione forte, che si basa su una buona preparazione di matematica. Questo è l'obiettivo, quindi il duplice scopo di questa scuola è come il duplice scopo della laurea in matematica era la ricerca, ma era anche la preparazione per la scuola, la formazione degli insegnanti. E a un certo punto questa scuola non è che dura tantissimo, viene istituita nel 27, ha una vita relativamente breve. Nel 1935 Castelnuovo va in pensione e nel 1935 la scuola viene trasformata, viene diciamo soppressa e viene istituita la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali. Sembrerebbe un successo, sembrerebbe una cosa positiva, in realtà per Castelnuovo certamente non lo è stato. In questa slide vedete una lettera che non so fra l'altro se è noto con lui, ne ho fatto una copia, l'ho trovata a Parigi, è una lettera di Cantelli, di Paolo Cantelli, siamo nel secondo dopoguerra, quindi nel 49, a Fréchet, appunto il libro di, ormai diciamo i rapporti con la scuola francese di probabilità sono molto consolidati, sono consolidati da decenni ormai, no? Per Castelnuovo, gli italiani, Borel, Fréchet, Pollevi. E questa lettera è interessante perché ci dice che cosa è successo, no? E ci dice appunto, e questo è il Cantelli che scrive, deve poi fare una ricerca, indagare un po' meglio sulla cosa. Comunque Cantelli dice questo, scrive a Fréchet: nel 1935, equivocando sulla parola statistica perché nella nostra scuola si trattava soprattutto di statistica, matematica, il ministro della pubblica istruzione creò su sollecitazioni diverse, insaputa mia di Castelnuovo, una facoltà di scienze, eccetera, statistiche, demografiche, eccetera, in cui però le scienze statistiche ebbero fatto significato più ampio di quello seguito nell'antico indirizzo, nella scuola. La missione non era più riservata agli allievi del primo biennio di matematica, ma anche ad altri, non aventi preparazione matematica sufficiente. Nel 1940 Cantelli se ne va da questa scuola perché diceva che gli studenti erano inadeguati, non avevano una preparazione adeguata per seguire i corsi che lui faceva.
E Cantelli nella lettera dice: da allora noi non abbiamo più rapporti ufficiali con la facoltà indicata. È una vicenda un po' strana, bisognerebbe indagare un po' meglio. Comunque questo per dire che questa scuola, che negli obiettivi, nella mente di Castelnuovo e come si era realizzata, doveva mettere insieme uomini di scienza e uomini di azione, perché in questa scuola così avveniva, studenti che avrebbero fatto ricerca con studenti che invece sarebbero andati a lavorare nel mondo del lavoro, nell'amministrazione dello Stato, nell'industria, quello che era. Bene, questo scuola che metteva insieme anche tante discipline cessa, e con questo cessa un po', se volete, il sogno, no? Che comunque era riuscito a realizzare di Castelnuovo. Ciascuno se ne torna e si chiude nelle proprie facoltà, compreso appunto Castelnuovo, che farà, nel 1935 se ne va in pensione. Comunque diciamo Castelnuovo aveva fatto dei corsi di probabilità, però Cantelli, no, che poi a un certo punto aveva solo più come riferimento la facoltà di scienze, i suoi corsi. Io direi che vi ringrazio per l'attenzione. Aveva delle forti sponsorizzazioni, lui era il collettore in qualche modo di tutti questi finanziamenti, quindi ci sono state dei legami, però appunto a un certo punto bisognerebbe un pochino capire bene questa vicenda che Cantelli attribuisce a uno stupido equivoco, un gioco sulle parole, diciamo, che però forse non è stato solo così, forse scrivendo a uno straniero magari non poteva proprio, no, svelare di tutti i retroscena. Credo che in parte alcune cose sono già state dette, però forse credo che varrebbe un pochino la pena di confrontare le cose che sono state già dette anche alla luce di questo documento, che non mi risulta che sia stato mai letto, e un po' ripensare un po' a questa vicenda. Se posso farti sollecitare a tornare un attimo su quello snodo appunto dell'inizio del Novecento, in cui la geometria algebrica passò poi in secondo piano negli interessi. Quindi tu ravvedi nella fisica, diciamo, un interesse per la fisica e nella didattica, volevo chiederti un'altra precisazione su questo. Sì, magari cerco di spiegarmi, perché sono sicura di non essere spiegata. Allora, penso che sia innegabile che a un certo punto, lasciamo stare i nuovi interessi verso cui va, vediamo. Sicuramente, se pensiamo alla geometria algebrica, che l'ha coinvolto fino al 1906, c'è un calo di interesse, c'è qualche cosa che si rompe, una perdita di interesse sicuramente. Lo sguardo di Castelnuovo non è che lui lo distorce, come sappiamo, no? Ci sono i corsi, ci sono le pratiche per gli studenti, ci sono ancora ogni tanto delle sue cose che escono, ci sono le note aggiunte alle memorie scelte nel 1935, che sono state estremamente importanti da quello che io so per la ricerca, no? Quindi vuol dire che lui teneva comunque il passo. Okay. Allora, perché lui va verso la probabilità e non altro? Okay? Perché poteva seguire la strada di Enriquez, cioè Enriquez ha continuato, però poteva magari andare un po' dietro agli interessi di Enriquez o altri interessi. Ecco, secondo me lui scopre l'interesse, la rilevanza di queste nuove discipline attraverso gli sviluppi della fisica molecolare, okay, in cui si faceva uso di questo. E poi attraverso la sua riflessione sull'insegnamento, che l'insegnamento deve partire dal concreto, la geometria bisogna farla non neanche facendo le dimostrazioni, che importa, me lo dice proprio, ma che importa dimostrare così? E quindi riduce la geometria a una scienza sperimentale, osserva che
che c'è sempre più bisogno di usare la matematica al di fuori delle immediate applicazioni della matematica, come poteva essere la fisica, ma che bisognava usare in maniera molto più diffusa. Bisognava abituare, come dire, il giovane, le persone giovani, a ragionare in un contesto diverso, quindi a ragionare con una matematica che non fosse la solita matematica deduttiva. Da qui, visto che cosa si stava applicando in quel momento, con la qualità, stava mostrando delle enormi applicazioni, e c'era tutta questa nascita delle compagnie di assicurazione, sviluppo delle compagnie di assicurazione legate all'industrializzazione del paese, alla necessità insomma, anche di soddisfare altre esigenze. Il suo atteggiamento per l'atteggiamento per un insegnamento concreto, cioè io vedo prima l'atteggiamento per un insegnamento concreto, o comunque vanno insieme, vanno di pari passo, perché la probabilità, cioè comincia a parlare poi di qualità dopo un po', non subito, quindi secondo me è maturato un po' lì. Altre domande? Ok, grazie. Okay.